Lo IOV raddoppia con 138 nuovi posti letto all'ospedale di Castelfranco. La decisione concordata tra Regione e Università per rispondere al pressante bisogno di spazi da parte dell'Istituto Oncologico Veneto. Lo IOV è uno, è quello di Padova, e Castelfranco è un ampliamento, un'espansione necessaria per dare risposte a tutti quei cittadini, quei pazienti che purtroppo amaramente hanno bisogno di queste cure. Quella di Castelfranco sarà una sede distaccata, spiegano i vertici regionali della sanità. 138 nuovi posti letto ricavati nel nuovo ospedale di Castelfranco, dove era disponibile un intero piano libero, in aggiunta ai 120 posti di Padova, 12 primariati nuovi, oltre ai 13 padovani. Ma, sottolineano, nessun ridimensionamento per Padova, anzi un'espansione concordata al tavolo tra Regione e Università, ferma restando la centralità dello IOV di Padova. Una strada resasi da tempo necessaria e urgente per rispondere alla forte domanda d'assistenza e cure in una struttura d'eccellenza di forte richiamo come l'Istituto Oncologico Veneto. Oggi la Regione Veneto ha una spesa verso la Regione Friuli di pazienti oncologici verso Aviano enorme. Ha necessità di dare una risposta forte, che è quella di un servizio più ampio, ovviamente più grande, e ha visto su Castelfranco logisticamente e anche per disponibilità di spazi la possibilità di ampliare l'Istituto Oncologico Veneto. Per i pazienti non cambia, anzi, siccome bisogna ricordare che l'Istituto Oncologico Veneto è regionale e pertanto si rivolgono pazienti da tutta la regione, avremo più possibilità di dare risposta. Del resto lo IOV è il centro di riferimento per tutta la regione e oltre, ed è destinato ad espandersi ulteriormente nell'ULSS 6 Euganea, dove sono in fase di realizzazione, ad esempio, anche nuovi bunker per la radioterapia a Schiavonia. Una questione, l'esigenza di spazi in quest'ambito, ricompresa e considerata anche nel progetto del nuovo ospedale, che prevedeva proprio ulteriori strutture, ma al momento nuovamente arenato e infangato nel dibattito politico. Ma questa è un'altra questione. Intanto i pazienti non possono aspettare.